Il 2 di febbraio si aprirà il bando che la Regione Veneto assieme a Unioncamere darà ristoro a una serie di categorie economiche. Oltre 18 milioni di euro in arrivo per una serie di imprese venete che sono state particolarmente colpite dalle restrizioni per il contenimento dei contagi da coronavirus. Il 2 febbraio sarà pubblicato il bando che consentirà di accedere ai fondi per le imprese operanti nelle filiere degli eventi, congressi, matrimoni, cerimonie, gli ambulanti con posteggi in aree di eventi come fiere e stadi, la filiera dei trasporti persone e quella dello sport, intrattenimento, parchi divertimento e tematici, comprese le attività di spettacolo viaggiante, e poi ancora le attività culturali e di spettacolo ed il commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, libri, cancelleria ed esercizi all'interno di parchi e centri commerciali che hanno dovuto sospendere l'attività negli ultimi mesi per le restrizioni anti-Covid. I ristori verranno erogati grazie alla collaborazione tra Regione Veneto e Unioncamere. La Regione ha dato mandato a Unioncamere del Veneto e alle Camere di Commercio del Veneto di predisporre per dare dei ristori, dare un sostegno economico alle attività che ho citato poco prima. Ci sono richieste di altri codici Ateco che però non rientreranno perché purtroppo non ci sono disponibilità finanziarie per accontentare, uso questo termine, concedetemelo, per queste ulteriori categorie, però probabilmente più avanti ci sarà un'integrazione. 1 milione è messo a disposizione dalle Camere di Commercio, il resto dalla Regione Veneto. 1 milione lo mettono le Camere di Commercio Veneto, il resto le mette la Regione Veneto. Quindi devono le aziende tenere sotto un controllo i siti delle Camere di Commercio o di Unioncamere Veneto, in modo tale per fare richiesta di questi ristori, insomma, di questo contributo.